Marghera. Stava lavorando con i colleghi vicino a una banchina all'altezza dello stabilimento Ilva in via Banchina dei Molini, quando per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine è caduto in acqua. Un marittimo si trova in gravi condizioni all'ospedale dopo essere stato recuperato in extremis dai vigili del fuoco. A quanto pare stava effettuando un trasbordo da un'imbarcazione all'altra, ma l'operazione non è andata bene. È stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Mestre dopo che i sanitari intervenuti sul posto l'hanno stabilizzato. Mestre, un cinquantenne è entrato in un negozio di telefonia e con una siringa si è fatto consegnare l'incasso della giornata dai dipendenti. L'uomo, originario di Bari, ma residente a Mestre, sarebbe riuscito ad accedere con la scusa di volere una ricarica telefonica proprio all'ora di chiusura. Poi la minaccia. Fortunatamente un collega, capita la situazione, è riuscito a uscire dalla porta posteriore del negozio correndo a chiedere aiuto al vicino bar e chiamando i carabinieri, mentre il rapinatore fuggiva con 930 euro. 2 dipendenti e alcuni clienti del bar però si sarebbero messi a rincorrerlo e lo hanno raggiunto insieme ai carabinieri. Dopo la colluttazione, nella quale il malvivente avrebbe riportato la frattura del setto nasale, è stato portato in carcere. Feriti anche i 2 militari. Mestre. Prova a ingannare gli agenti di una volante dichiarando generalità false. Il latitante, con ordine di carcerazione della Procura di Venezia per furto aggravato, era stato fermato sabato pomeriggio in via Torre Belfredo per un controllo. I dati da lui dichiarati appartenevano a un cittadino russo 38enne incensurato, ma i poliziotti hanno intuito che qualcosa non andava e l'hanno portato in questura per un esame più approfondito. Identificato col suo vero nome, l'uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Santa Maria Maggiore, dove dovrà scontare 9 mesi e 27 giorni di reclusione.